Con la villa si promuove il territorio, molti migliaia sono i visitatori che ogni anno vengono qui a Maser, è una villa conosciutissima, però con questi eventi vorremmo fosse ancora più conosciuta. Far crescere il turismo come ulteriore volano economico per un'intera comunità, attraverso la promozione di uno dei gioielli architettonici della Marca del Veneto. E questo informando e formando i cittadini affinché siano preparati alle domande dei turisti di passaggio alla scoperta delle colline asolane. Questo è l'obiettivo delle serate dedicate a Villa Barbaro di Maser, espressione tangibile del genio palladiano e dello splendore della Serenissima. Se voi andate in Veneto avete 6 siti da visitare, 4 sono capoluoghi di provincia, gli altri 2 siti sono questa villa e la Canova a Possagno. È la citazione di una guida turistica inglese del secolo scorso, ripresa dal protagonista della serata dedicata alla villa. Storico, docente, ma anche ex senatore della Repubblica e sindaco di Riese, Favero è stato presidente della fondazione dedicata a Canova e ben conosce la forza economica che la cultura e l'arte infondono al turismo. La stessa che la civiltà delle ville portò in queste terre di povertà assoluta. Il Veneto è nato attorno alle ville. La villa soprattutto nasce come attività agricola e talvolta anche qualcosa di più di attività agricola, perché attorno alla villa nascevano anche gli artigiani, eccetera. Le ville normalmente nascevano dove c'erano corsi d'acqua. Il decentramento delle attività economiche del Veneto nasce anche dalle ville. A raccontare la villa ai turisti è quindi un po' un modo per descrivere quel Veneto laborioso che ieri come oggi sa anche vivere la vita. Come negli affreschi di Paolo Veronese, che secondo il professor Favaro in questi volti e in queste espressioni raccontano anche la storia d'amore tra il pittore e Giustiniana Giustinian, moglie del proprietario Marcantonio Barbaro. Amore clandestino e amore carnale, come per la stanza di Bacco. Che una scritta non nascondere il fuoco che hai dentro di te, no? E c'è lo scatenamento della gioia amorosa che è collegata anche col vino ed è tutto sommato la traduzione di quanto si legge nel Cantico dei Cantici della Bibbia, in cui c'è lei che invita lui all'interno della stanza dell'amore, della stanza del vino, anzi lei dice, e per stanza del vino si intende la stanza dove si fa l'amore.